Ben ritrovati, eccoci nuovamente a parlare di sport e continuiamo a lunedì sera come l'anno scorso intorno alle 21, siamo in diretta da Casa Caritas qua a Chiavari. Insieme a me abbiamo Giacomo. Buonasera. Ciao Giacomo, ciao Luca. Buonasera. Ricominciamo, anche se Telepace non si è mai fermata a parlare di sport, soprattutto nei nostri telegiornali. Infatti. Giacomo, Sì, sei sempre in redazione. Ci siamo presi una vacanza solo noi qui, diciamo, un po' lunga, ma però... Assolutamente, allora tutti questi lunedì speciali di sport, abbiamo mandato più volte forse anche l'annuncio, chi vuole partecipare non c'è, insomma, si può prendere contatto, ragioniamo su tutta la Liguria, poi è difficile... I chilometri la Liguria è distante, ma almeno su Genova, e difatti questa sera abbiamo anche dei rappresentanti di Genova. Volevo salutare Sara che quest'anno ha da lavorare, non riesce a essere qua, ma abbiamo Gloria con un bel applauso, la presentiamo. A tutti. Buonasera. Gloria è un'appassionata di sport e di calcio soprattutto. Esatto, di calcio soprattutto, diciamo che mi definisco più una tifosa da curva, a me piace andare allo stadio, urlare, infatti anche adesso non ho voce. Anche quelle robe lì? Sì, mi piace, sempre stando a modo. E io sono ancora una di quelle persone che si emoziona per il calcio e spero di portare questa emozione anche qui a Teleradopace. Tra l'altro non è la prima volta a Telepace perché un po' di anni fa eri venuta a parlare appunto di calcio allo esatto, sport. Abbiamo no? fatto un breve intervento nel 2018, quindi anni fa ormai, però le strade si rincontrano, quindi sono contenta di essere qua questa sera. Benissimo, ecco allora cominciamo, noi vorremmo contentare intanto la nostra squadra, Luca, che siamo una decina, veramente un bel gruppo anche dietro le quinte perché abbiamo la regia, abbiamo il cameraman, chi gestisce le persone nello studio, nel teatro, poi vedete comunque i nomi alla fine e poi ci siamo noi che cerchiamo di trasmettere un pochino al di là dei risultati, perché certamente diremo anche i risultati, ma vogliamo parlare di sport, di far conoscere lo sport e di passare un'oretta insieme a lunedì. Gloria, però... Facciamo un piccolo riassuntino un flash sulle delle nostre squadre liguri, esatto. Allora partiamo dalla Serie A, il Genoa è riuscito a vincere questo weekend contro il Verona con una rete di Dragusin, quindi bravi rossoblù che continuano a vincere, a sorprenderci. Per quanto riguarda invece la Serie B, la Samp ha vinto anche la Sampdoria contro il Modena per 2-0 e quindi anche Pirlo per adesso la panchina se la sta giudicando e speriamo anche in questi risultati. Vedo anche qualcuno esultare dalla platea. Sì, genuani o sandoriani. Ci sono. Poi per quanto riguarda lo Spezia invece ha pareggiato 2-2 contro la Ternana. E, andando invece al calcio di qui possiamo dire focus sul Sestri Levante, ha vinto 3-0 contro la Fermana, mentre in questo momento sta giocando l'Entella appunto contro la Lucchese, a casa della Lucchese. Il risultato adesso parziale dovrebbe essere ancora sullo 0-0, quindi naturalmente daremo sì. Perché abbiamo tutti i nostri segnalatori in studio, perciò esatto, daremo immediatamente il risultato, il tempo, eccetera, soprattutto anche quando finisce il primo tempo. Esatto. Bene, allora è tutto pronto, abbiamo diversi ospiti, come avete già potuto notare, sicuramente qualcuno conosciuto. Allora, voi prendete posizione e io e Luca cominciamo. Intanto Luca, un flash sulla pallanuoto. Flash sulla pallanuoto veloce. Ci sono già stati della partita chiave della Proreco. Importanti perché la Proreco ha vinto la Supercoppa contro il Vasas giocando proprio nella vasca di Chiavari, quindi direi insomma, un trofeo che si aggiunge alla squadra appunto rechellina, un trofeo importante per la squadra presieduta da Maurizio Felugo e insomma diciamo che in questo momento la Proreco insomma sembrerebbe non avere avversari, ecco, né in Italia né in Europa, ecco. Quindi è veramente la squadra più forte con i giocatori più forti e quindi complimenti alla Proreco.
Noi scendiamo un po' di categoria, poi parleremo della 1 maschile e femminile, perché abbiamo qui oggi ospiti l'allenatore e 2 giocatori della Lavagna 90, perché poi della 2 sabato ci sarà il derby proprio tra Chiavari Nuoto e Lavagna, ecco, che è un po' il derby Entella Sestri Levante del calcio, ecco. È un derby molto sentito, e però ci faremo dire poi saranno i protagonisti di questa partita a dirci insomma le loro impressioni su quello che potrà essere questa gara. Ecco. Benissimo, allora grande pallanuoto anche questa Ovviamente, sera. ovviamente. Poi andiamo a Genova e siamo con Giulio Attardi, che è il delegato regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio per quanto riguarda il calcio integrato. Grazie Giulio e un bel applauso a Giulio. Poi abbiamo... Scusa Roberto, facciamo un applauso anche a Andrea Martini, che non gliel'abbiamo ancora fatto questa sera. Poi abbiamo il numero 1 per quanto riguarda lo sport in Liguria, che è Antonio Micillo, che è il presidente CONI. Poi un po' di musica dalla regia che va bene. Poi andiamo alla scuola di pallavolo di Carasco, abbiamo la presidente che è Ornella Marchese. Poi abbiamo la Lavagnese, molto rappresentata questa sera, soprattutto del settore giovanile, e qua però parleremo anche della prima squadra, lo facciamo col vice allenatore che è Vincenzo Ranieri. Insomma, i tifosi non mancano, Vincenzo. Poi abbiamo un grande per quanto riguarda la carta stampata, Fabio Guidoni, giornalista del Secolo XIX. Grazie Fabio. E poi ritorniamo ancora a Genova e lo facciamo con Giorgio Primicerio, che è team manager della BIC Genova, che poi vi racconteremo chi sono. Benissimo, se vogliamo fare una rapida carrellata a chi c'è lì davanti, Gloria e Giacomo. Vado, allora. Qui abbiamo Walter Norris, responsabile settore giovanile attività agonistica Lavagnese. A seguire abbiamo Paolo Livellara, allenatore Pulcini del 2014 Lavagnese. E poi Franco Barilari, Germano Lambruschini, responsabile organizzativo della Lavagnese. Carasco con le allenatrici Valentina Maccagno, che è allenatrice dell'Under 16 e dell'Under 18. Valeria Scisciò, che allena la Serie D, sempre della scuola di pallavolo Carasco. Alessandro Casazza e Timothy Biallo, che giocano nel Lavagna 90 in pallanuoto. E infine Claudio Scotton, che, fatevi un applauso un pochino più grande, ha vinto la medaglia la stella d'oro al merito sportivo del CONI. Allora Antonio, vogliamo fare un saluto a tutta questa piccola grande squadra questa sera che abbiamo in diretta, tanti sportivi che rappresentano un pochino attraverso di te la Liguria sportiva. Sì, certamente, mi fa molto piacere essere qui, tanti sport, tanti giovani soprattutto, tante discipline sportive diverse e un bel clima, voi avete un bel clima di appartenenza, sono vicino a un monumento della pallavolo, ma è un monumento perché ha fatto una grande e straordinaria avventura con questa scuola pallavolo di Carasco, che penso che sia un esempio. Poi con altre persone qui vicino, come Accardi, quello che mi è più vicino, che si occupa di un settore molto importante, a cui tengo molto, e cioè lo sport, che va visto in tante chiavi di lettura. Una di queste è uno strumento formidabile per l'integrazione, l'inclusione sociale e così via. Quindi, come dire, molto bene, e d'altronde Teleradio Pace si connota per queste cose, molto sociali anche.
Bene, allora facciamo un giro rapido, giro di rottura di ghiaccio. Invece Giulio, ecco, se volessi, tu rappresenti, sei anche a nome della federazione del calcio integrato. Sì, porto i saluti anche del coordinatore del settore giovanile scolastico, che è Aldo Fuggetta, quindi vi saluta. E sono qua a rappresentare quello che è un settore nuovo, nato da pochissimo tempo e che sta riscuotendo tantissimo successo. Cos'è il calcio integrato? È dare la possibilità a tutte le società calcistiche del territorio di poter acquisire magari degli strumenti per poter insieme attuare tutti quei processi di apprendimento ed educazione attraverso lo sport. Lo facciamo grazie alle società sportive che si occupano di ragazzi che per noi sono atleti speciali, ma veramente atleti, sono veramente atleti, infatti qua ne abbiamo una rappresentanza, e attraverso loro diamo la possibilità a tutti i calciatori, perché in questo momento lo stiamo facendo per il calcio, diamo la possibilità a tutti di poter acquisire quegli strumenti e quelle particolarità che tante volte non si ha la possibilità di poter vivere, perché magari non sempre c'è la possibilità di integrarsi in questo modo. Noi attraverso la federazione ospitiamo le società, la Lavagnese è davvero una società che ha fatto in modo eccezionale, ha fatto partire questo progetto e li ringraziamo. Proprio per questo sono venuti, sono entrati nel campo con i ragazzi del BIC Genova che sono qua, si sono allenati con loro, hanno giocato con loro, hanno per un certo momento condiviso. E attenzione, tante volte sembra che alla fine quello che facciamo l'abbiamo fatto per, ad esempio, i ragazzi del BIC che sono qua, ma in realtà poi ritorna tutto indietro. Ritorna indietro perché quello che acquisiscono i ragazzi, quello che hanno acquisito ad esempio i ragazzi della Lavagnese, sono dei momenti che rimangono tanto, e di queste cose noi dobbiamo assolutamente parlarne, perché più se ne parla e più daremo la possibilità anche ad altre società, ad altri atleti e dirigenti sportivi di poter vivere questo momento di sport e di educazione attraverso lo sport. Allora facciamo un applauso a questa bella iniziativa. Invece questa sera abbiamo Genova, Lavagna e Carasco, dalla grande Ornella Marchese, come ha detto il presidente del CONI. Ornella, grazie. Vedo che insomma hai tante ragazzine, qualcheduna la porterai in nazionale sicuro. Ci proviamo, speriamo. Raccontaci qualche cosina, un flash di te, no? Sei partita, quanti anni avevi che hai giocato a pallavolo? Ma io ho iniziato a giocare a pallavolo in terza media praticamente, in altri tempi chiaramente non c'era mini volley, S3 eccetera, si iniziava con la scuola. Ho iniziato con la prima edizione dei Giochi della Gioventù, quindi forse il Presidente può ricordare l'anno, ma quindi molto indietro. Ho iniziato in terza media con i Giochi della Gioventù, con la scuola di Rivarolo, Lugo Foscolo, siamo andati alla finale nazionale, abbiamo conquistato la medaglia di bronzo. Da lì poi è partita tutta una carriera. Per quello che mi riguarda, ho giocato ancora qualche anno a Genova in Serie C, poi sono spostata dopo le prime convocazioni in nazionale verso la Serie A, dove sono restata un po' di anni. Quante a Bergamo. presenze in nazionale? In Serie A? Ma in nazionale ho quasi 150 presenze, ma la cosa che io ci tengo a dire, queste 150 presenze l'ho fatta in 9 anni di nazionale, di maglia azzurra, e sono tantissimi. E quindi... Perché ci tengo? Perché adesso un atleta di nazionale in un anno fa mediamente 30, 25, 30 presenze le fa. Ai miei tempi si facevano i campionati europei, il torneo di preparazione del campionato, il mondiale. Abbiamo fatto i primi campionati della storia della pallavolo italiana, però con poche presenze, poca attività. Quindi per quello che dico, sono tante le presenze, ma ci tengo a dire 9 anni che sono veramente tanti e sono tutti dentro di me, veramente. Benissimo, bravissima. Allora, dalla pallavolo
un flash per quanto riguarda la Vagnese. Ieri avete giocato con la prima in classifica l'Alcione Milano, avete perso 2-1, ma avete giocato benissimo, ho capito. All'inizio del secondo tempo c'è stato questo 1-2 della squadra casalinga che insomma non siete riusciti più a recuperare, ma avete fatto una buona partita. Sì, intanto Vincenzo. buonasera, grazie per l'invito. Sì, come dicevi, abbiamo fatto una buonissima partita ieri, una buona prestazione. Ma ultimamente, a parer mio, la squadra è indirizzata nel verso giusto. E peccato per quella... non si sente? C'è problema di audio? Vabbè, se diamo un'occhiata. Ok. Peccato per quei 10 minuti un pochettino di sfiducia iniziale del secondo tempo, e siamo stati bravi a fare gol con Angelo, con Lombardi, con una bellissima punizione. C'è stato anche da parte dei ragazzi il forcing finale, ma non abbiamo poi trovato Vi hanno il un po' pareggio. sorpreso all'inizio del secondo tempo, quei 5-6 Diciamo che minuti. non siamo stati bravissimi noi a gestire alcune situazioni di campo. Bene, ritorneremo sicuramente sulla Lavagnese. Fabio, faresti già un articolo, direi, dopo aver sentito questi personaggi sportivi? Intanto, se dovessi fare un titolo, scriverei Chi ben comincia, perché guardando la platea è ricca di giovani, quindi il futuro. Non te lo devo dire io, ma permettimi, hai fatto benissimo insieme agli altri colleghi a radunare questi ragazzi che si fanno onore ogni giorno. Però hai come ospiti anche degli istruttori, dei presidenti. Permettimi di salutare Ornella Marchese, che ha scritto pagine esaltanti nella storia della pallavolo nazionale e internazionale. E associo il nome di Ornella Marchese a due miei colleghi, perché in Liguria non ci sono soltanto giornalisti di calcio, ma ci sono anche di pallavolo. E Ornella Marchese era amica di Gianluigi Corti, come il presidente Micillo, e il figlio Michele, presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana del gruppo regionale Ligure. La presenza del presidente Micillo, permettimi, mi suggerisce di ringraziarlo per i rapporti proficui che ha sempre avuto in tutti questi anni con la stampa sportiva di Genova e in particolar modo con Michele Corti. Però sono contento anche di trovarmi vicino ai colori bianco-neri, perché io sono nato a Lavagna in Ripamare, quindi quando vedo la Lavagnese e Lavagna 90 mi fa piacere. Ovviamente non dimentico gli altri esponenti che sono qui, che hai fatto venire da Genova e che gratificano la Ma con serata. Fabio, Luca, dovremmo parlare anche un po' di Sestri e Entella, Bravo. Un flash, Giorgio, per rompere il ghiaccio, poi ritorniamo. Ha già parlato abbastanza Giulio, ma tu sei il team manager di BIC Genova. Ecco, intanto BIC, che cosa vuol Genova, dire? allora, in origine l'acronimo è Basket in Carrozzina, poi si è evoluto Be Included Community, proprio per quello che raccontava Giulio, cioè l'integrazione con i nostri ragazzi speciali, con ragazzi che sono venuti a trovarci e ragazze, perché noi abbiamo anche il calcio femminile, oltre a varie attività che magari racconteremo dopo, e questo è l'aspetto umano più straordinario, perché vedere l'amore che mettono tutti questi sportivi con questo splendido parterre che ho qui davanti, con i nostri ragazzi, credetemi, bisogna proprio vederlo, perché quei gesti di abbracci, di consolazione quando magari la partita va male, e questo per noi vale veramente tutto. Allora, diamo un pochino la linea sugli spalti. Gloria, so che hai dei super personaggi, a cominciare dal responsabile del Sto Giovanile. Sì, abbiamo l'allenatore appunto, dei Pulcini anno 2014, Paolo Livellara. Buonasera. Allora, a lui volevo chiedere com'è allenare questi ragazzi, da quanto tempo li alleni e appunto com'è nel concreto, vi divertite? Io alleno i ragazzi da 3 mesi, 2 mesi,
da 2 mesi, è molto bello, molto divertente, sono un gruppo di bambini molto vivaci e anche bravi a giocare, hanno voglia di allenarsi, hanno voglia di divertirsi, quindi penso che meglio di così non possa andare. Facciamo un applauso a Paolo Livellara. Intanto vediamo degli allenamenti, vuoi raccontarci, non so, magari sono immagini in repertorio, le vedi, le stai vedendo? Non so qua. Non le vede? Non siete solo buoni. loro. No. Però il campo è? Il campo è in Bjerkegren, a Lavagna, in Bjerkegren. Che dove vi allenate anche come settore giovanile, sì, no? Sì. Perciò la scuola calcio. Scuola calcio. Settore giovanile invece a Rivoli. Ok, io nel frattempo passerei anche al suo compagno qui a sinistra. Andiamo da Walter Norris, responsabile appunto dell'attività agonistica Lavagnese. E prima con Walter appunto parlavamo dei progetti, del progetto Lavagnese, mi ha spiegato dei progetti nelle scuole e vorrei che mi facessi un po' un focus e spiegare, diciamo, a tutti cosa fa la Lavagnese. Con grande piacere, Gloria, eccomi. Allora, diciamo che il nostro progetto è un progetto che ha grande sinergia. Coinvolge la Lavagnese a 360 gradi, nel senso che c'è un'integrazione molto forte con la prima squadra, con l'attività di base, non per nulla Enzo, che qua questa sera rappresenta la prima squadra, è anche il responsabile dell'attività di base, quindi dei ragazzini più piccoli. E c'è un'empatia molto forte, diciamo, all'interno della struttura che consente di avere quella serenità e quella, diciamo, unione di intenti che ci porta nella direzione che vado a descrivere rapidissimamente. E se non c'è quella non si va da nessuna parte, direi. Assolutamente, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista questa è, diciamo, la base su cui poter costruire. Abbiamo una prima squadra che ha degli obiettivi prettamente sportivi, abbiamo un settore giovanile che è il trade union tra il territorio, quindi funziona come agenzia educativa riferita a Lavagna, inteso come comune, ma comunque come territorio, l'area Tigullio e non solo, ci sono anche dei ragazzi nel settore giovanile che ci raggiungono da più distante, e la funzione è duplice naturalmente, quella di far crescere questi aspiranti calciatori, fatto salvo che, ci tengo a dirlo anche in questa circostanza, hanno costituito le categorie ben apposta per poter consentire a tutti di giocare al proprio livello, quindi quello che è un sogno che il ragazzino deve coltivare non deve scontrarsi con l'aspettativa di voler ottenere un risultato sportivo inteso come raggiungere un campionismo e quindi un livello di calcio di elite, perché questo è, diciamo, dedicato a coloro i quali hanno determinate prerogative. Quindi il nostro calcio è un calcio a 360 gradi e tra le varie iniziative abbiamo un'iniziativa di formazione, ci avvaliamo della consulenza di un professionista del settore che è Davide Brunello, che saluto caramente, che insieme a me a Enzo, diciamo, determina la metodologia dell'allenamento, quindi in ambito prettamente tecnico. Dopodiché abbiamo, come dicevo poc'anzi, attività all'interno delle scuole, attività con i diversamente abili, quindi con i ragazzi del BIC, e lo facciamo con grande energia, con grande partecipazione. Lavoriamo anche con i centri di formazione della Federcalcio tramite, diciamo, la collaborazione di Alessandro Giacobbe, il quale viene sul campo e anche lui apporta il proprio contributo, e tra le altre cose abbiamo anche l'etichetta di scuola calcio di elite che, ci tengo a dirlo, non è soltanto un'immagine, un'icona, ma è anche un qualche cosa che a parer mio ci contraddistingue, quantomeno nelle intenzioni. La domanda doveva essere il contrario, cosa non fate? Con Giacomo. La pallavolo, e iniziate a parlare di prima squadra che gioca nel campionato di Serie D con l'allenatrice Valeria Scisciò. Tanto sono 2 anni che state giocando in Serie D, un buonissimo risultato, come sta andando? Bene, rispettiamo le aspettative, cerchiamo di mantenere la categoria. Abbiamo una squadra formata praticamente da settore che è cresciuto nella scuola di pallavolo Carasco, quindi gli obiettivi sono ampiamente raggiunti. Le ragazze si divertono, giocano bene e dobbiamo mantenere la categoria. Non abbiamo ambizioni, però lo stiamo facendo bene, insomma, va tutto bene. E voglio salutare Gino, che è con me in palestra tutte le sere, che stasera non è potuto venire e che è un'altra colonna portante della società che secondo me tiene su tutto alla grande.
stupidaggini perché ieri dicevamo è poco tempo, sono già passati 2 anni. 2 anni, no, della promozione, che mi sembra che sia stato il momento più, no, più bello di questa esperienza sportiva, così magari le riusciamo a vedere. Che è allenatrice dell'Under 16 e l'Under 18, tanto chiediamo quante ragazze hai nelle 2 squadre e quanto è difficile anche comunque allenare le categorie giovanili con, diciamo, un continuo di cambio perché crescono. Ma allora, il gruppo è al momento stiamo lavorando con un unico gruppo che si scambia tra Under 16 e Under 18, alcune possono partecipare solo all'Under 18, altre all'Under 16. È un gruppo molto numeroso, sono più di una ventina di ragazze, però questo lavorare insieme diventa anche un momento di crescita per tutte, quindi insomma si lavora comunque bene nonostante siano un gruppo così numeroso. Direi che visto la possibilità che ho di stare lì in palestra, di trasmettere soprattutto, spero, una parte della mia passione a queste ragazze, è una cosa meravigliosa. Ecco. Mi dicevi che lo fai da molti anni comunque di allenare, è questo che diciamo ti spinge comunque a continuare, ti ha spinto a iniziare? Assolutamente sì, io sono cresciuta in palestra, sono cresciuta appunto in mezzo alla pallavolo, l'ho sempre respirata e c'è stato un momento in cui per motivi della vita mi sono dovuta anche un po' distaccare, ho poi incontrato casualmente Ornella che mi ha un po' ritirato dentro e mi ha dato la possibilità di rivivere questa mia passione e soprattutto mi ha dato la possibilità di stare a contatto con queste ragazze. Spero di poter trasmettere almeno una piccola parte di quello che la pallavolo ha dato a me, come anche compagne una volta di squadra che ora ci ritroviamo respirando la nostra pallavolo. Ecco, mi auguro solo questo, di riuscire a trasmettere alle ragazze cos'è il vero significato dello sport. Grazie. Allora io direi, Luca, andiamo un pochino in vasca. Sì, abbiamo anche dei risultati perché il campionato è già iniziato. Il campionato di A1 sia maschile che femminile, sono già alla 7ª giornata perché adesso poi ci sono degli impegni internazionali perché ci saranno gli europei, i mondiali, adesso proprio a breve termine, poi vabbè ci saranno le Olimpiadi a luglio, quindi sono campionati che hanno dovuto anticipare, infatti stanno giocando al sabato e al mercoledì proprio per cercare di fare più partite possibili. Andiamo a vedere. Già delle sorprese oppure no? Direi di no. Ci sono degli ottimi risultati delle nostre squadre, ecco, delle squadre qui. Allora, andiamo a vedere un po' i risultati della 1 dell'ultima giornata. Roma-Savona 17-5 per il Savona, Trieste-Ortigia 16-13 per l'Ortigia, Posillipo-Salerno 6-5, Telimar Palermo batte il Catania per 14-12, Astranuoto Roma 11 e il quinto invece va a vincere segnando 15 gol, Spazio Camogli 11, Brescia 22, lì purtroppo il Camogli contro il Brescia ha avuto poco da fare e la Prorecco vince 17-7 con la De Hacker. La classifica recita Prorecco in testa ovviamente a punteggio pieno con 21 punti, il Savona che dicevamo, tu parlavi di sorprese, non è tanto una sorpresa perché ha costruito un'ottima squadra, è seconda a 18 punti, poi Brescia e Trieste a 15, Ortigia 14, Telimar Posillipo 13, Posillipo 12, scusate, Telimar 13, Posillipo 12, qui il quinto a 9 punti, l'Astranuoto Roma 7 insieme alla De Hacker, CK Garinante Salerno 6 punti, Roma Pallanuoto 4 punti, Catania 3 e purtroppo il Camogli chiude a 0 punti. Ecco. La novità mi sembra un po' che Brescia è sempre stata seconda. Brescia ha avuto difficoltà all'inizio, adesso non so dire quali,
ha cambiato parecchi giocatori, quindi all'inizio ha avuto un po' di difficoltà. Poi anche la Coppa dei Campioni, un girone difficile di Coppa dei Campioni, quindi si hanno dovuto, insomma, come si dice, distribuire un po' le fatiche, quindi in campionato è cominciato male, però ultimamente adesso si sta riprendendo, direi bene, quindi vediamo poi come prosegue. Quindi molto bene, dicevamo, il Savona, oltre alla Prorecco, primi e secondi, e quindi un Savona che però con gli acquisti che ha fatto si poteva pensare che facesse dei buoni risultati. Andiamo a vedere il campionato di A1 femminile, perché abbiamo risultati: Padova Sis Roma 9-6, poi Cosenza Briz Nuoto 11-12, Locatelli e Chippo Orizzonte 3-27, Rapallo Pallanuoto 12-6 contro il Como e Pallanuoto Trieste 12-9 contro il Netta Fimbogliasco. Qui direi che il Chippo Orizzonte, che è la squadra che è un po' la Prorecco della pallanuoto femminile, ecco, prima con 21 punti, anch'essa a punteggio pieno, poi seguita dal Padova 18, Roma 15 insieme a Rapallo Pallanuoto. Dicevo, qui Rapallo sta giocando un ottimo campionato, ecco, è un po' quello che dicevo, un po' non è una sorpresa anche questa, perché comunque aveva già fatto molto bene l'anno scorso, ha delle ottime giocatrici, e però questo terzo posto senz'altro dà una spinta al morale per il proseguo del campionato. Briz Nuoto 9, Bogliasco 6 insieme al Cosenza, Como Nuoto e Locatelli 0 punti. La Locatelli che è salita quest'anno, di Genova, che è salita quest'anno, purtroppo ancora a 0 punti. Io però adesso farei intervenire un po' i protagonisti, ecco, della 2 prima di dare i risultati e la classifica. Allora, Andrea, la tua Lavagna ha giocato un buon inizio di campionato, prime 2 partite, un pareggio a Sori, nella vasca difficile del Sori, perché è una vasca all'aperto, un po' più stretta del normale, e poi una vittoria contro il Como, che insomma è una vittoria dove il risultato, diciamo, non è mai stato in discussione, ecco. Sì, abbiamo sicuramente fatto 2 buone partite, soprattutto la prima fuori casa era una partita molto difficile. Il Sori è un'altra squadra ligure che ha fatto sicuramente un'ottima squadra, e giocare nel loro campo non è mai facile, proprio per il fatto che oramai giochiamo tutti nei palazzetti al chiuso, e loro invece giocano come una volta all'aperto. Non sembra, ma a livello atletico, soprattutto respiratorio, non è proprio la stessa cosa quando sei abituato ad allenarti con l'umidità di una piscina al chiuso. La respirazione cambia totalmente, e a parte quello abbiamo anche incontrato una giornata con un vento. Abbiamo giocato alle ore 15, alle 18 partiva l'allerta arancione, quindi invece era il periodo appunto di quelle allerte, mareggiate, vento. Esatto, quindi è stata una partita affascinante in un certo senso, pareggiata, quindi comunque siamo usciti anche soddisfatti del risultato, mentre sabato abbiamo sicuramente dettato noi, diciamo, i tempi alla partita. Abbiamo vinto una partita contro una buona squadra, ma abbiamo messo, diciamo, al sicuro il risultato abbastanza rapidamente. Ecco. Arriva il primo tempo, Lucchese Virtus Entella 0-0. 0-0, bene, grazie dell'aggiornamento. Allora io però, visto che abbiamo... Facciamo dopo, dai, dopo? Facciamo, Okay, se no facciamo girare veloce un po' tutta la platea, dopo arriviamo con i... Ok. Allora, ritornerei un pochino un altro giro da questa parte con Antonio e andrei a Genova per le premiazioni. Se arriviamo dalla regia, se riusciamo prima però a mandare il servizio che abbiamo già fatto nei nostri TG, così cerchiamo di capire che cosa è successo a Genova. Sono i premi dell'anno 2021, tra l'altro, e sono stati consegnati diversi premi. I nostri locali sono stati dati a Anna Peirano con la Palisport Lavagna, e ho visto Conti del Basket Sessi, ma ne parliamo, vediamo i servizi.
Atleti, allenatori, dirigenti, le società e i nomi che hanno fatto grande lo sport ligure sono stati premiati a Genova durante la festa del CONI, consegnate decine di benemerenze, le tradizionali stelle e medaglie al merito sportivo. Vivere improntate al valore dello sport, soprattutto per il tessuto cittadino dei più giovani, vuol dire crescere in maniera sana, ispirati alla perseveranza, al senso di sacrificio, al divertimento, al senso di unione e anche alla correttezza, al fair play. La stella d'oro è andata a Claudio Scotton, una vita nella ginnastica con una parentesi nella vela, oggi dirigente a servizio dei più giovani. Le difficoltà che incontrano gli atleti, i dirigenti le devono conoscere. Se prima sono stati atleti, verosimilmente sanno a cosa vanno incontro quotidianamente chi difende i nostri colori e quindi onestamente credo che sia un passaggio importante, utile e doveroso. Prima di fare il dirigente, essere stato atleta agonista. La serata del CONI, ospitata al Park Tennis Club, ha dato un assaggio di quello che sarà Genova, capitale europea dello sport 2024, e della Liguria, regione europea dello sport 2025. No, si è fatto un grande gioco di squadra con le federazioni, col comune, con gli enti per avere anche degli eventi di grande importanza. Prova ne sia che il calcio porta per la prima volta nella storia il trofeo delle regioni, dal 22 al 29 di marzo. Altri eventi importanti arriveranno e Genova e la Liguria saranno protagonisti a livello nazionale e internazionale dello sport. Genova 2024 che ovviamente viene realizzato grazie alle società sportive e alle federazioni che devo dire si sono molto attivate per portare campionati mondiali, europei, italiani, tutto quello che si poteva portare a Genova ci potrà essere nel 2024. Venite a trovarci a Genova, lo dico all'Italia e al mondo intero. Allora, abbiamo due protagonisti, Antonio ti abbiamo appena sentito, ma cosa si può aggiungere di questa serata? Tra l'altro una serata anche piacevole, no? Vedere tanti sportivi presenti, dirigenti e non solo. Posso aggiungere appunto che ci sono le benemerenze sportive che sono le stelle al merito sportivo e le palme a valore tecnico, pardon, che quindi vanno a premiare i dirigenti e i tecnici. Senza di loro poi non ci sarebbero gli atleti, quindi dicevo è una cerimonia che poi è a 360 gradi. Gli atleti prendono le medaglie a valore atletico per i risultati acquisiti, ma molto importante per me sono le stelle. La stella d'oro è la massima onorificenza, Claudio Scotton non solo nella ginnastica, nella vela, ma anche in altri settori, anche nella scuola, si è stato molto impegnato, molto preparato, è un amico carissimo, ci conosciamo da parecchio tempo, io lo ricordo come un surfista, come atleta, e ha detto giusto, chi ha veramente praticato lo sport può fare e diventare un buon dirigente. Sul tecnico può diventare un buon tecnico, ma a volte i grandi campioni hanno difficoltà a essere grandi tecnici perché loro fanno delle cose, il gesto atletico a volte con grande semplicità, no? Ed è difficile poi, Ornella Marchese forse è un esempio invece veramente notevole perché si è partito dal basso e ha tirato fuori una bella realtà. Spesso da dirigente ho avuto anche a livello di federazione ai massimi livelli che grandi atleti mi dicevano, sai, l'allenatore che era magari un allenatore che aveva vinto medaglie alle Olimpiadi dice forse non comprende a volte che io ho dei limiti, non sono bravo come lui. Ecco, quindi allora, come dire, era molto significativa questa premiazione, è il massimo evento per noi del CONI. Ecco, vediamo Anna Peirano che appunto per la Polisport Lavagna, e se vediamo anche Conti, eccolo, benissimo, così abbiamo i nostri Giacomo Conti qua locali. Grazie dagli ottimi dirigenti. Lo salutiamo. Allora, abbiamo Claudio Scotton qua e lo andiamo a sentire, l'abbiamo già sentita anche lui, ma arriva dalla ginnastica e dalla vela. Allora, intanto brevemente cosa si prova a ricevere la Stella d'Oro al merito sportivo del CONI? Beh, grande piacere, percorso lungo per arrivare a ottenere una stella, bronzo, argento, oro, che sia, e quindi sono felice di aver ottenuto questa benemerenza e speriamo di essere ancora utile per lo sport ligure, nazionale, comunque genovese. Tu hai ricoperto tantissimi ruoli, sei stato direttore scientifico della Scuola dello Sport del CONI, hai avuto cariche per la Federazione di Ginnastica, per la Federazione di Vela. Intanto, cos'è che è stata, diciamo, la costante nel tuo ricoprire tutti questi ruoli, che ti ha guidato, che ti ha anche aiutato in questi ruoli comunque di grande responsabilità?
Tre componenti, la prima quella diciamo della passione e la seconda quella della determinazione, e questi due valori sono tipici di tutti quanti coloro che operano nel mondo dello sport, atleta, allenatore, dirigente. E il terzo aspetto importante è quello dell'ambizione, che per l'atleta si riverbera su un risultato personale, l'allenatore e il dirigente invece cerca di essere utile anche per gli altri. Quindi queste tre componenti sicuramente sono quelle che vanno tenute sotto controllo, alimentate con la passione sempre. Ecco, ti voglio chiedere cos'è stato quando magari eri giovane, quando eri un bambino, che ti ha fatto accendere la passione dello sport, magari guardandolo, praticandolo, che disciplina è stata? Ho fatto per 15 anni di ginnastica artistica, e semplicemente perché mia cugina faceva ginnastica artistica, era un terremoto come tutti coloro che a 7-8 anni si muovono e sono sempre in attività, e quindi la molla è stata una molla familiare, come in tante occasioni per molti dei presenti. Quindi direi che quella è la molla, la famiglia è importantissima come la scuola anche, forse le due componenti, se si riuscissero a attivare in contemporanea, in simbiosi, probabilmente otterremmo come popolazione un risultato sicuramente migliore. Grazie Claudio. Allora Gloria, qua abbiamo un calciatore in prima fila che è Daniele, mi sembra. Daniele, che bisogna andare un po' a vedere cosa ci sta dicendo. Allora, tu mi hai raccontato prima che alleni, giusto adesso? Alleni i ragazzi qui? Ci sono dei stupendi ragazzi che giocano bene a calcio e sono molto bravi. Danno soddisfazioni, quindi sono bravi? Sì, direi anche che ho un bel capogruppo allenatore e mi hanno accolto volentieri. Un presidente che si chiama Giorgio, che mi ha preso da quando mi sono ritirato dal calcio. Perché prima giocavi, giusto? Dove giocavi? Nella Sampdoria. Poi me ne sono andato e non ce l'ho fatta più. E ti trovi bene qui, Sì. Facciamo un grossissimo applauso a Daniele. Ecco, tra l'altro, per non dimenticare, Giulio, avete anche già in programma per Natale, so che c'è una locandina che sta girando, lo facciamo vedere in quasi anteprima. Sì, diciamo che il BIC è un'associazione che si autofinanzia e cerca di trovare la possibilità di poter portare avanti corsi, e non solo corsi sportivi, perché BIC è anche, non è solo calcio, ma giocano a basket, giocano e ballano, e durante la settimana fanno una marea di attività sportive. La domenica è uscito questo nuovo progetto che si chiama Big City, alla scoperta della città di Genova. Tutte le domeniche pomeriggio i ragazzi si ritrovano alle 3 del pomeriggio e da lì si parte per girare Genova. Tutte queste attività, anche se hanno costi minimi, ma hanno costi, e noi cerchiamo di pesare il meno possibile sulle famiglie, e allora abbiamo attivato una bella sinergia con Panarello e con il gruppo Sogegros, e loro danno la possibilità di utilizzare i panettoni, e noi attraverso la vendita dei panettoni riusciamo a dare la possibilità ai ragazzi di poter continuare non solo questa attività, ma di farne tante altre. Tra l'altro te ne dico una molto bella, ma d'estate per 15 giorni diamo un po' di respiro alle famiglie e li portiamo in montagna a fare delle cose che in città non si può. Vanno in canoa, tirano con l'arco, e fanno trekking, e per 2 settimane fanno delle esperienze di sport e autonomia. Tutto questo è possibile grazie a due filoni. Uno sono gli istruttori qualificati, gli altri sono i volontari. Il cuore che mettono i volontari, facciamo fatica noi istruttori a mettercelo. Noi ci siamo, mettiamo le nostre competenze, il volontario, chi viene ad aiutarci, gli allenatori delle altre società
danno un valore aggiunto talmente alto che è quasi impareggiabile. Queste iniziative, come il panettone e altre iniziative che abbiamo, vanno a totale sostegno dell'attività e i ragazzi si mettono lì con tanta passione a distribuirli e a portarli agli amici e a tutti i conoscenti. Benissimo, allora seguiamo questa attività. Abbiamo la pallavolo che è pronto Giacomo. Gloria, c'era però ancora un dirigente qua della Lavagnese, Sì, Germano c'è Lambruschini, una esatto, battuta. il responsabile organizzativo. Allora, abbiamo parlato dei progetti, invece Germana te chiedo gli obiettivi della Lavagnese quali sono per te. Oh, scusa, grazie. No, ma gli obiettivi chiaramente sono, per quanto riguarda la prima squadra, poi lo dice meglio Enzo, però consolidamento, mantenimento della categoria e far crescere la squadra e i ragazzi. Per quanto riguarda settore giovanile e società, credo che l'obiettivo sia quello di far crescere questi ragazzi a partire dalle leve più piccole, cercando di portarli a poter giocare con i grandi con la maglia della Lavagnese. Questo deve essere un obiettivo, senza mai dimenticare che il calcio, lo sport in generale, ma nello specifico il calcio, è un'agenzia educativa. Quindi non possiamo mai dimenticarci che prima ancora che avere l'obiettivo di arrivare alla prima squadra, l'obiettivo è quello di crescere bene, di crescere divertendosi, perché ottenendo questi obiettivi, secondo me, si ottiene anche quello di avere dei calciatori a 360 gradi. Ecco, visto che siamo qua, lì vicino, Paolo fa l'allenatore, però è stato un giocatore importante. Vorrei far fare un palleggio con Vincenzo e Paolo, un po' la vostra gioventù. Paolo, dai, non possiamo far palleggiare, ma tu quando hai iniziato Io ho iniziato in prima media, quindi avevo tipo 11 anni, la scuola calcio non l'ho fatta, io vivevo a Santo Stefano d'Aveto, io giocavo sui prati. E poi ho fatto tutto il settore giovanile dell'Entella, poi ho esibito in prima squadra e poi ho girato un pochettino qua in giro, dai, sempre giocato Serie D eccellenza. Entella, Lavagnese. Entella, Lavagnese, Rapallo, Valesturla. Insomma, appunto, hai una serie di squadre. Invece Vincenzo, hai iniziato? Io ho iniziato in una scuola calcio di Napoli, io sono nato a Napoli, e scuola calcio Ciro Muro all'età di 6 anni, 5-6 anni, grazie a un mio cugino più grande di me. Io vedevo sto mio cugino che era grosso, alto, e gli andavo dietro, ho iniziato a giocare e da lì sono passato con le varie rappresentative regionali a fare dei provini, c'era l'osservatore della Sampdoria, c'è stato sto feeling, mi hanno chiesto se avessi voglia di iniziare un percorso, ho accettato, mi sono trasferito a Genova e ho fatto 5 anni alla Sampdoria fino alla primavera e prima squadra, e da lì, dall'uscita dai giovani ai grandi, la mia prima società è stata la Lavagnese, la ricordo ancora con grande passione. Quell'anno è stato un anno tosto, faticoso, ci siamo salvati ai play-out. Il presidente sarà stato sempre Stefano Compagnoni. Stefano Compagnoni. Tra l'altro lo salutiamo, che ci sta forse seguendo. Da tanti anni presidente. Però è stato un anno che mi ha fortificato tantissimo, quell'anno, e ho trovato nella Lavagnese una seconda famiglia. Poi ho girato qua in Liguria, in Piemonte, sono stato a giocare al Vado, Rapallo, ho giocato con Paolo Livellara a Rapallo e a Valesturla. Ero un centrocampista centrale, poi quando ho iniziato a perdere tutti i capelli mi hanno messo un po' dietro. Un po' in difesa. Bene Vincenzo, ecco abbiamo altre... della scuola di pallavolo Carasco. Allora partiamo più verso di me, abbiamo Sofia Garibaldi che gioca nell'Under 14. Ecco, intanto quanti ragazzi siete nell'Under 14, che campionato fate e quando lo iniziate? Siamo in Under 14 e siamo una ventina di ragazze e inizieremo il 23 a Rapallo. Ok, poi abbiamo Martina Forlucci che gioca invece in Under 16. Ecco, voi il campionato?
Noi abbiamo iniziato il campionato il 22 ottobre, finora Under 16 sta andando tutto bene, abbiamo vinto 2 partite su 2 e poi prossima settimana dobbiamo giocarci una partita abbastanza importante contro l'Amis Chiavari. Complimenti, va bene. E infine abbiamo Alessia Paglia che gioca anche lei nell'Under 14, giusto? Volevo chiederti quando hai iniziato a giocare a pallavolo, come hai iniziato, cos'è che ti ha spinta, se hai voglia di condividere. Con la pallavolo Carasco ho iniziato quest'anno e gioco a pallavolo da quando ho 9 anni e mi ha ispirato perché ho visto in TV dei programmi, quindi mi si è interessato. Grazie mille, grazie mille. Luca. La nuoto adesso, allora abbiamo insomma sabato c'è questo derby, ecco, il Chiavari ha vinto l'ultima partita col Carrara dopo la prima sconfitta nella prima partita di campionato contro il Bogliasco, insomma che partita sarà, ecco, visto diciamo che la partita sicuramente sarà una partita infuocata, non nascondiamo la rivalità sana, sportiva, come è giusto che ci sia, ma siamo entrambe 2 squadre ben attrezzate, loro un po' più rinnovati rispetto all'anno scorso, hanno cambiato molto nella squadra, noi abbiamo cambiato qualcosa ma molto meno, noi diciamo ci affidiamo di più a uno zoccolo, a un gruppo nato, cresciuto nella nostra società, loro quest'anno hanno fatto, diciamo, consentitemi il termine, un po' di mercato, e vedremo sabato chi ha ragione nella politica, diciamo. Ecco, abbiamo proprio qui abbiamo con noi 2 giocatori che tornano a Lavagna, che sono tornati a Lavagna, ecco, Alessandro Casazza e Timothy Biallo, che Timothy proprio l'anno scorso ha giocato proprio nel Chiavari, ecco. E vediamo un po' come la vedono loro questa partita. Giacomo, chiedi un po' a loro, ecco. Chiedo a loro. Allora partiamo da Alessandro Casazza, come vedi questa partita e come vedi anche l'inizio di stagione intanto queste prime 2 partite? Beh, l'inizio di stagione è stato per adesso positivo, siamo comunque una squadra giovane nonostante tutto, perché comunque il più vecchio sono io che ho 35 anni, poi sono tutti giovanissimi e sono contento di far parte di questo gruppo qua, perché per me ormai che ho avuto una carriera abbastanza bella, ho giocato con tanti campioni, ho giocato tantissimo con il mio allenatore Andrea e appunto abbiamo anche giocato da avversari questi tipi di partite, perché io ho giocato a Chiavari quando ero più giovane e devo dire che trovo noi come gruppo molto bello, molto unito. Poi io sono tornato da 2 anni che ho giocato a Marina e Carrara con la promozione in A2, sono tornato a casa dopo questi 2 anni, è stato veramente bello ritrovare una famiglia per me. Com'è stare, diciamo, tra virgolette, da veterano, passami il termine, in un gruppo, come dicevi, così giovane? Mi fa sentire giovane anche me, perché comunque loro mi danno benzina, perché ovviamente io poi sono molto competitivo, quindi ogni allenamento per me è una gara contro di loro, perché comunque loro ovviamente vanno 10 volte me, ma io posso fare affidamento sulla mia esperienza. Tornando invece al derby, il derby è una partita a sé, perché ovviamente ci sono degli equilibri che quando arrivano questi tipi di partite si parte da zero e lì la vince chi è più, diciamo, sportivamente cattivo, chi ci mette più voglia, chi ci mette ovviamente anche più esperienza, e secondo me noi possiamo fare molto bene. Ecco, ma è un po' come nei derby del calcio, che poi immagino vi conosciate un po' tutti, che vi punzecchiate prima, dopo, questo lato ce lo racconti? Esattamente, diciamo che già una settimana prima si inizia un po' a pensare a questo tipo di partita, e comunque nella pallanuoto ci conosciamo tutti perché comunque è un ambiente ristretto e ovviamente con amici, perché poi comunque sono amici, perché siamo alla fine Chiavari e Lavagna è lo stesso posto praticamente, e iniziamo, ci mandiamo qualche frecciatina. Ecco,
Tieni conto che nell'ultima partita loro due sono stati capocannonieri della Lavagna con 3 gol a testa. Ecco, quindi un derby nel derby. Ecco. E Timothy? Sentiamo un po' Timothy. Tu brevemente come la vedi questa partita, che anche perché sei, diciamo, appena arrivato dall'altra sponda del fiume? Esatto, questa partita sicuramente sarà molto tirata e ambedue le squadre sicuramente non vorranno portare a casa 0 punti, ma vorranno vincere entrambe le squadre e secondo me ci daremo filo da torcere fin dall'inizio. Comunque è una rivalità sana, sportiva, come ha detto il nostro allenatore, e alla fine parlerà il campo e vedremo chi riuscirà a portare a casa proprio la vittoria del derby. Siamo stati molto diplomatici. Sì, giusto. ovviamente. Intanto diciamo quando ci sarà sabato. Sabato alle ore 18 nella piscina di Chiavari, esatto, quindi nella piscina Mario Ravera di Chiavari, che adesso è salita alle cronache col fatto di aver ospitato la Supercoppa, quindi a livello appunto nelle cronache internazionali della pallanuoto. È un appuntamento per gli appassionati di pallanuoto al di là del tifo da non perdere, ecco, senz'altro questo derby. Assolutamente. Gloria. A parlare di calcio di Lavagnese con Loris Cardavilli, l'allenatore dei Pulcini anno 2013, e il collaboratore appunto dell'allenatore Mattia Bruno. A voi chiedo brevemente, giusto di spiegarci come va il vostro campionato e soprattutto se avete un consiglio da dare a questi ragazzi, visto che sono numerosi questa sera e vale la pena magari spendere 2 parole per un consiglio. Buonasera. Niente, il campionato sta andando bene, dai. Stiamo facendo un buon inizio di campionato, questo è il secondo anno che siamo insieme, stiamo facendo un percorso e direi che siamo contenti come allenatori. Sì, molto, dai, una bella esperienza. Un consiglio a questo consiglio da lui perché lui mister, se è il mister vi dare un consiglio. Il consiglio è di divertirsi, perché il calcio, poi a questa età qua bisogna divertirsi. E i bambini devono essere felici di venire al campo e giocare a calcio. Va bene? L'importante quindi è divertirsi. Un applauso. Allora, credo che, visto che non arrivano notizie, Lucchese e Virtus Entella ancora 0-0. Fabio, vediamo, adesso chiacchieriamo un pochino delle nostre squadre, Sestri e Virtus Entella, però prima della regia vediamo il servizio del Sestri Levante per questa importante vittoria che ha avuto ieri col Fernana, per 3-0. 3 punti d'oro per il Sestri Levante che batte la Fermana ultima in classifica e conquista un buon distacco dalle altre squadre che lottano per la salvezza. Soddisfatto mister Barilari che tiene però i piedi per terra. È molto presto per fare calcoli o altre cose. Oggi era fondamentale il risultato, potevamo secondo me fare anche qualcosina meglio a livello di gioco. Qualche momento abbiamo avuto un po' di fretta forse, però insomma prendiamoci i 3 punti, dai. Primo tempo dominato dai rossoblù che vanno in vantaggio con Forte allo scadere. Nella ripresa la reazione della Fermana è tutta in un tiro dalla distanza che si spegne sul fondo. I corsari fanno la gara, Candiano sbaglia un rigore ma ci pensa Margiotta a raddoppiare al 70°. Chiude i conti ancora Forte all'87°. Assenti Pane e Regini, spazio ad altri giocatori come Grosso che ha ben figurato. È un ragazzo che si è sempre allenato al top, ce l'ha sempre messa tutta e da parte mia forse ha avuto meno fiducia di quella che meritava. Oggi ha dimostrato di essere un ottimo difensore centrale e di avere un futuro in questa squadra e sono veramente contento per lui. Giovedì il Sestri Levante torna a Vercelli per il recupero della gara contro il Rimini. Questa volta ci saranno anche i tifosi, un'arma in più per i corsari visto l'appuntamento ravvicinato e la possibile stanchezza della squadra. Chi ha giocato stasera sicuramente fino almeno a mercoledì mattina non potrà fare allenamenti veri e propri, quindi è una partita che la devi preparare in fretta e furia e magari anche con gente non allenata nelle ultime sedute, quindi le difficoltà ci sono chiaramente avendo giocato stasera, però insomma prendiamoci i 3 punti, quanto di buono è venuto fuori che al Rimini ci penseremo da domani. Allora Fabio, fai un po' un piccolo commento sia sul Sestri Levante dopo questa bella vittoria e della Virtus Entella sta giocando, ma insomma questo inizio di campionato di Serie C. Levante è in debito di punti, perché ho visto sempre giocare bene, con piacere, una bella squadra che con pochi ritocchi si sta facendo onore. È un campionato che non è facile, soprattutto quando sali di categoria.
L'Entella partita, come sappiamo, male, si sta riprendendo bene, una bella partita contro la Torres e speriamo che esca da Lucca con un bel risultato, la partita ancora in corso. Ancora in corso e dobbiamo sottolineare che Sestri sta giocando in giro per l'Italia, possiamo dire così? Sì, posso dire che dal punto di vista così, da uomo della strada, da sportivo, da chiavarese, mi dispiace che non sia stato accordato il comunale di Chiavari a Sestri Levante, sarebbe stata un'operazione così anche di amicizia, di vicinanza, poi c'è la rivalità sportiva, però mi dispiace perché ho tanti amici anche a Sestri Levante, però hanno deciso così e io non sono per fortuna né il sindaco né il presidente dell'Entella. Certamente, sì, in effetti ieri sera hanno giocato a Vercelli. Esatto, hanno giocato a Carrara, a Pontedera, a fare un giro d'Italia, insomma, anche dal punto di vista finanziario. Poi, speriamo che i lavori facciano lavori, gare d'appalto, i lavori non si fanno là è da edificare tutta la parte spogliatoi, sala stampa, tu conosci bene lo stadio di Chiavari, nella pancia del comunale quanti uffici, quanti servizi ci sono, a Sestri non ci sono e non li puoi costruire da un momento, anche se c'era il finanziamento della regione, devi partire accelerare, cioè rischia di arrivare a fine campionato con il terreno di gioco c'è, ma manca tutto il resto, è un peccato veramente. Ecco, Sestri e Virtus Sentella è vicino un bianco-nero della Lavagnese, non parlerei della Lavagnese, parlerei in questo caso del presidente. Stefano Compagnoni da tantissimi anni si è dedicato veramente a questa società. Sono quelli che una volta si chiamavano i mecenati, che fanno tanto per lo sport, perché se non ci fossero presidenti come Stefano Compagnoni, probabilmente allora, con tutto il rispetto di dirigenti, dei collaboratori, forse non avrebbe fatto tutta la storia di campionati di Serie D, rischiando anche forse di salire. Allora abbiamo ancora con Gloria un allenatore, credo. L'allenatore degli allievi Under 17 e un timido applauso per lui iniziale. Allora, mister, prima abbiamo parlato di questo campionato appunto che state giocando per le qualificazioni, hai detto 10 partite, ora come ora terzo posto, ci vuoi raccontare come sta andando e come appunto funziona questo campionato, però con il sorriso? Quasi quasi ti chiedevo la domanda di riserva, però vabbè. E niente, è un campionato che determina, è un torneo che determina il campionato che poi andrai a affrontare. Il campionato regionale, se arrivi ai primi o prima o seconda, oppure un campionato interprovinciale che non è proprio da buttare via, ma non è come fare un campionato regionale. E al momento siamo terzi e da domenica scorsa non dipende solo da noi il nostro destino, dipende anche dagli altri. Ed è la cosa più brutta che ci possa essere nel calcio, via. Però lei è fiducioso, bisogna crederci. Sì, dai, quello sempre. Quello sempre. Facciamo ancora un piccolo passaggio, abbiamo il capitano qui, che è Iari D'Amico. Ciao Iari, guarda, passo di qui almeno. Ti chiedo invece il punto di vista della squadra. Voi invece come state, diciamo, come percepite questo torneo, come sta andando dal vostro punto di vista? Potete migliorare? Come va nello spogliatoio? Se vuoi raccontarci qualcosina. Di sicuro dobbiamo migliorare perché non siamo partiti molto bene rispetto al potenziale della squadra e ora dovremo dare tutto in queste ultime 4 giornate per riuscire a qualificarci e sperare di andare a giocare un campionato di alto livello. Quindi allora vi faccio il mio in bocca al lupo e un applauso. Benissimo, finiamo con la platea che abbiamo la pallavolo, dicevamo calcio, Lavagna, Carrasco e andiamo in linea alla pallavolo. Che è dirigente della scuola di pallavolo Carrasco. Sappiamo quanto sono importanti queste figure nelle società dilettantistiche che poi alla fine dirigente, ma più che dirigere ti fanno fare un po' quello che c'è da fare.
Ecco, so che come per molti dirigenti hai iniziato in un modo che diciamo è analogo a molti tuoi colleghi, ce lo vuoi raccontare? Buonasera a tutti. Il mio è un po' particolare perché stasera sono particolarmente emozionato perché qua dentro c'è il mio primo amore che è il calcio. Io ho giocato tanti anni nella Calvarese Calcio, e sono un allenatore UEFA B, e poi la natura mi ha dato 2 bellissime figlie che praticano questo bellissimo sport e quindi voglio ringraziare la società Carasco per avermi dato la possibilità di essere un po' più all'interno, perché è una società dove c'è alla base il divertimento e vedo che crescono ma soprattutto si divertono. E poi come hai già detto tu, sono un tuttofare, quindi do una mano e sono contento di aver fatto questo passaggio, anche se il calcio rimane sempre nel mio cuore. Complimenti, complimenti. Allora, vabbè, la prima puntata, siamo un po' fuori tempo massimo, facciamo un giro di saluto. Il saluto che arriva dal responsabile del settore giovanile. Walter Norris, un saluto, un punto di vista lavagnese a te. Grazie a tutti, grazie a voi per la visibilità che ci avete concesso, siamo onorati di essere qua questa sera e niente, estendo il mio saluto a tutti coloro che appartengono al mondo dello sport in senso lato e nello specifico alle nostre splendide squadre della Lavagnese. Grazie a voi e grazie a tutti. Allora, salutiamo tutto il settore giovanile della Lavagnese, chiaramente qua ci possiamo sentire con tutte le società, perciò cercheremo di fare un giro e aiutiamoci per le presenze, grazie anche ai vostri dirigenti che siete venuti, allenatori, in particolare Agostino Prestileo che ha organizzato in maniera proprio precisa. A proposito abbiamo ancora intanto Vincenzo Ranieri che è vice allenatore, ci saluti Alberto Ruvo, il mister della prima squadra. Vuoi chiudere un tuo pensiero? Volevo rubare 30 secondi se possibile per evidenziare quello che poi da 2 anni a questa parte la Lavagnese sta facendo, soprattutto da questi splendidi ragazzi che vediamo stasera, ed è molto attiva e sta investendo anche nelle strutture come nella sede di Rivoli e anche nella struttura meglio conosciuta come quella di Via Ekengren, dove i bambini si allenano quotidianamente, e abbiamo fatto 2 campi nuovi di nuova generazione di erba sintetica e entro Natale verrà messa su anche su una bella gabbia dove potranno divertirsi ancora di più e oltre a questo ringrazio la Lavagnese perché si sta dedicando tanto a quello che è poi il futuro di questi splendidi ragazzi. E non me ne vogliono tutti mister, ma li ringrazio, non li nomino perché ho il rischio di dimenticarne qualcuno, e voglio fare un grosso ringraziamento ai dirigenti perché sono il nostro motore quotidiano e sono delle persone fantastiche. Aggiungerei tutti i genitori, Grazie a tutti voi. Ornella, quest'anno cosa stai pensando? Ma niente, penso a crescere, penso a far crescere quello che è il mio gruppo sotto tutti i punti di vista, sia pallavolistico e come anche come persone. Mi piace, non voglio essere presuntuosa, ma penso che attraverso lo sport, quello che è stato per me lo sport, crescita, passione, amicizia, spero che lo sia anche per questi gruppi, per questi miei gruppi. Io vi ringrazio per le parole che sono state dette a me personalmente e le voglio condividere veramente con il gruppo che tutti i giorni mi condividono, mi supportano, mi seguono, e quindi io condivido con tutti loro veramente queste belle parole. Alla scuola di Carasco. Andiamo con Giorgio.
Primicerio, che è team manager della Big Genova. Forse ha parlato un po' più Giulio, però abbiamo parlato del vostro mondo e credo che sono contento di aver potuto così far conoscere questa vostra realtà e in collaborazione anche con una nostra squadra qua del Tigullio. Sai perché ti siamo grati e vi siamo grati di questo invito? Perché abbiamo la possibilità di far conoscere non solo le attività che ha già raccontato Giulio, ma l'aspetto più intimo. L'aspetto più intimo è quello che fa sì che sia i volontari che gli istruttori poi alla fine si perdano nel cuore dei ragazzi e nel ricambiare la fiducia che le famiglie danno a noi in questo senso di responsabilità. Perché alla fine, quando l'umanità diventerà più compassionevole e forse più vicina a chi è speciale, conseguentemente anche più è facile, potrà rispondere a quelle domande che sono le più importanti. Che cosa è sacro? Di cosa è fatto lo spirito? Perché cosa vale la pena morire o vivere? È l'amore. E l'amore è quello che ci danno questi ragazzi. Grazie. Benissimo Giorgio, grazie. Grazie. Allora, il saluto della pallanuoto. Devo fare una correzione perché ho dato come orario alle 18 del derby, invece è alle 17, perché a Chiavari si gioca alle 17, a Lavagna alle 18, io in questo momento, scusate, pensavo all'orario di Lavagna, invece si giocherà sabato 18 novembre alle ore 17 a Chiavari. Niente, io saluto Andrea Martini, lo ringrazio, compresi i giocatori, perché si sarebbero dovuti allenare questa sera in vista del derby, però li abbiamo portati qui da noi. Buon derby, Buon derby. Speriamo. Buon derby, ma buon derby Chiavari e Lavagna. Esatto, entrambi. Posso dire una parola? Volevo solo ringraziare il presidente Ezio Firenze della nostra società, il nostro vicepresidente storico Giuliano Cella, che questa sera non sono potuti venire a partecipare alla trasmissione, però veramente, come fanno molti nel nostro mondo dello sport, mettono veramente passione e cuore nella pallanuoto e nel nuoto. Ecco, chi ha messo sempre passione è stato sempre Fabio, che ha scritto sempre articoli sportivi. Tra l'altro abbiamo parlato di calcio, ma la passione per il ciclismo. Certamente. Poi c'è qualche notizia, il Giro d'Italia passa dalle Giro nostre d'Italia passa nuovamente, è solo un passaggio, però l'8 maggio la tappa da Genova a Lucca, tutta la via Aurelia al Bracco, e quindi un'altra giornata di festa in attesa di una tappa, ma sarà una pratica molto difficile per il costo. 8 maggio. 8 maggio. Sei già, insomma, ci sei. Sai mica anche l'ora che passa dalle nostre parti? Sì, intorno alle 12.30, 12.40. Sei uno spettacolo. No. Benissimo, un applauso a Fabio Guidò. Si riesce a vedere, magari è l'ora giusta. si riesce a vedere, è l'ora giusta. Allora, facciamo chiudere al presidente del CONI. Antonio, dopo questa serata abbiamo finito tutti questi ragazzini, grazie, siete stati bravissimi, facciamo un applauso ai ragazzini. Antonio. Cosa posso dire? È sempre molto bello essere in questi ambienti. Questa è la forza dello sport, la forza del volontariato, che è mossa dalla passione. Si perde tempo, qualcuno ci mette anche del denaro, però è troppo bello quando ci sono i ragazzi che crescono, vengono su. Poi io, avendo i capelli bianchi, lo dico ai dirigenti più giovani, magari trovare qualcuno che è stato tuo atleta e che magari ti chiama ancora presidente, no? Ormai è stato presidente 30 anni fa, e c'è questo rapporto veramente bellissimo. E poi dico una cosa così, visto che non riguarda Chiavari, non riguarda Lavagna, sono molto vicino però al Tigullio, perché io ho avuto uno zio a Santa Margherita per anni e anni che lavorava lì e ho imparato a nuotare a Santa Margherita Ligure, quindi questo posto. Speriamo il prossimo anno magari di venire qua e parlare di un palasport finalmente pronto, un'arena sportiva pronta dove possa venirci anche a giocare la scuola di pallavolo di Carasco. Vi posso dire che i lavori sono molto avanti. Benissimo, allora grazie. Allora, Luca, io farei un bel primo piano alla Gloria, perché dobbiamo fare un applauso, la prima puntata è stata bravissima. Grazie a voi. Ok, Luca.
Ci salutiamo. Ci salutiamo, alla prossima Gloria, settimana. saluta per la prossima settimana. Allora, ci rivediamo lunedì prossimo, in diretta sempre su Tele Radio Pace, canale 12. Bravissimi. E Alle 21. Alle 21. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao a tutti.